Il quadro generale non è rassicurante, ma la scuola in presenza è stata una boccata d'ossigeno per migliaia di studenti e anche per i loro insegnanti. Era importante ripartire, era importante provarci e ci avevamo provato, direi, anche con grandi successi. Certo, si vive un po' così. Noi, parliamo del nostro caso, su 35 classi ne abbiamo 2 che sono in didattica a distanza e sono, virgolette, chiuse. 3 i contagi nella sua scuola su 35 classi, primi decreti di quarantena per le classi anche al vicino Istituto Tecnico Marconi, dove la popolazione è di 1300 studenti. Ho dovuto fare il decreto di quarantena per 2 classi e questo è un grandissimo dispiacere perché mi dà l'idea che non sia più facile tenere sott'occhio tutta la situazione. In realtà noi come scuola abbiamo attivato un sistema di protocollo sul sito con un bottone verde che ci permette di avere sostanzialmente l'istantanea. Al Marconi la situazione contagi è aggiornata in tempo reale grazie a questo form presente nel sito della scuola, dove ogni famiglia può inserire tutti i dati necessari. Se la fotografia c'è, il problema della chiusura resta. Io sono molto preoccupata per i ragazzi se si dovesse chiudere, sono molto preoccupata per i docenti se ancora non si arriva a una vaccinazione diffusa. Dal dirigente del Duca d'Aosta una proposta. Ora eravamo presenti un giorno sì, un giorno no. Proveremo con 2 giorni no e 1 sì, vedremo un po' come può andare a finire, ma certo che, a mio avviso, ancorare i ragazzi ad uscire, a vestirsi, a prendere un mezzo, venire a scuola, ad avere dei ritmi sani, normali, è fondamentale per la loro tranquillità, per il loro benessere mentale. Quindi io sono per resistere, resistere, resistere.